Rieccoci insieme. Adesso parliamo con il presidente Passarini, presidente regionale CIA Veneto, di carni sintetiche. Allora, sostanzialmente nel 2030 produzione globale carne in vitro fino a 2,1 milioni di tonnellate. Bei numeri, presidente. Sì, mi scusi, ma io la domanda purtroppo non l'ho sentita perché abbiamo problemi di linea, se me la può cortesemente ripetere. Sì, assolutamente. Parliamo di carni sintetiche e ci sono numeri di produzione proiettati là nel tempo, cioè per esempio nel 2030 fino a 2,1 milioni di tonnellate. Cosa si intende per carne sintetica intanto? Allora, il tema è molto complesso ed è oggetto di dibattito, credo, etico e sociale in questo momento qua. Quando parliamo impropriamente di carne sintetica, mi sentite? Avete sì, la sentiamo benissimo. Ok, bene, no, perché non vi vedevo più. Quando noi parliamo di carne sintetica, sostanzialmente parliamo di cellule coltivate in laboratorio per la creazione poi di proteine animali. Queste cellule che possono essere di estrazione bovina, ovina, o adesso stanno anche studiando di estrarle per quanto riguarda ad esempio i vegetali, poi devono essere coltivati, quindi vengono inseriti in questi bioreattori nei quali poi attraverso l'utilizzo di aminoacidi, attraverso l'utilizzo di antibiotici, si moltiplicano e creano questa massa proteica che impropriamente viene definita carne. È chiaro che questa è una frontiera scientifica che però cozza con tutta una serie di tematiche per il quale il governo italiano oggi ha chiesto una moratoria rispetto al principio della reciprocità, scusate, della precauzionalità. Cosa vuol dire? Noi solitamente in Italia, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci, degli agrofarmaci piuttosto che degli antibiotici, viene utilizzato il principio di precauzione. Cioè, mentre in America, per fare un esempio, un antibiotico si deve dimostrare che faccia male e quindi si può utilizzare finché non si dimostra che fa male, in Italia, qualora ci sia il sospetto che possa fare male, non si utilizza e quindi si utilizza il principio della precauzione. Perché questo? Perché oggi noi non abbiamo dati in mano per cui questa frontiera scientifica possa essere sicura. Teniamo presente che il sistema alimentare nazionale è il sistema più sicuro al mondo in termini di salubrità, in termini di sicurezza alimentare. E questo, diciamo, è l'aspetto, se vogliamo, il cappello tecnico normativo. Poi c'è una questione, secondo me, etica e sociale. Oggi noi, venendo meno a quelle che sono le produzioni agricole, zootecniche in questo caso, ma poi si parla anche di riprodurre in laboratorio anche parti di latte, parti di formaggio, addirittura parti anche che riguardano produzione che al di fuori della carne. Quindi è chiaro che venendo meno questo percorso, questo processo, viene meno quello che è un elemento fondamentale dell'agricoltura, cioè quella circolarità per cui l'agricoltura nasce e che viene inserita all'interno del sistema, dell'ecosistema, e che, ad esempio, una banalità, percorre quello che è il ciclo del carbonio. Cioè, quando noi produciamo il mais, che il mais poi è l'alimento e la proteina animale vegetale che dà da mangiare ai nostri animali per eccellenza, tratteniamo carbonio. Attraverso le piante fissiamo l'azoto nei terreni e quindi vedete già questo è un elemento che ci fa pensare che l'agricoltura è imprescindibile. Dopodiché c'è questo racconto che gli allevamenti inquinano, che gli allevamenti producono gas serra. Certo, l'allevamento ha la sua quota parte di inquinamento, ma non per questo dobbiamo stravolgere le produzioni ed andare, voglio dire, a capitolare su un sistema che primo non conosciamo, che probabilmente è molto energivoro, perché dai dati che abbiamo si consuma parecchia energia, molta acqua e anche grandi input di antibiotici. Ecco, dicevo, noi non è che dobbiamo abbandonare il nostro sistema, dobbiamo renderlo più sostenibile. E allora probabilmente oggi, attraverso la digitalizzazione, la meccanizzazione, l'agricoltura di precisione, attraverso ad esempio la gestione dei reflui, degli effluenti, cioè tutta quella parte di gas che vengono prodotti, il gas metano che viene prodotto potrebbe essere ad esempio riutilizzato per produrre gas metano per la mobilità, per la circolazione.
noi abbiamo bisogno di produrre molto di più nei nostri terreni, perché attraverso la maggior produzione di cereali e di vegetali riusciamo a trattenere molto di più la CO2. Quindi vedete, il tema è molto complesso. Ridurlo semplicemente a quella che è una contrapposizione pura diventa un elemento, secondo me, che non dà la vera dimensione della questione. Noi abbiamo bisogno assolutamente di spingere, di rendere i nostri allevamenti sostenibili, abbiamo bisogno, attraverso gli investimenti che le nostre aziende fanno giornalmente, di essere meno impattanti. Vi voglio dare un dato: noi abbiamo ridotto negli ultimi anni di più del 30% dell'utilizzo degli antibiotici nei nostri allevamenti. Noi, attraverso la normativa sul benessere animale, siamo leader al mondo per quanto riguarda le produzioni negli allevamenti. Noi, per quanto riguarda il consumo di acqua, attraverso i sistemi di precisione, attraverso l'agricoltura che utilizza l'innovazione meccanica tecnologica, abbiamo ridotto tantissimo quello che è l'utilizzo dell'acqua, perché anche qui va fatta un distinguo. L'agricoltura non spreca acqua, la utilizza, è chiaro che va utilizzata con parsimonia, ma per fare questo bisogna agire anche su quelli che sono gli sprechi. Pensate che noi, ad esempio, perdiamo tantissima acqua nei nostri sistemi, nei nostri acquedotti, nei nostri sistemi acquiferi, e quindi vedete, non è che perché abbiamo un problema dobbiamo assolutamente stravolgere quella che è la produzione zootecnica agricola mondiale. Dopodiché è vero che ci sono grossi gruppi, grossi interessi, i stanziamenti negli ultimi anni sono non raddoppiati, sono stati elevati sono esponenziali, perché pensiamo che c'è quasi 1,4 miliardi di investimento nel 2021. Probabilmente è una cosa che avrà il suo corso, che difficilmente si fermerà. Però è chiaro che, lo dicevamo anche prima, l'emozionalità, il paesaggio, pensiamo alle aree interne, cioè noi oggi, la nostra gente di montagna, se faccio un esempio sulle aree montane, che sono il primo baluardo, il primo avamposto di protezione per quello che poi sono i cittadini nella gestione idrogeologica dell'ecosistema. Se noi non avessimo avuto la zootecnia, che permetteva, attraverso la multifunzionalità, attraverso l'allevamento, di avere quella redditività che permetteva alla nostra gente di rimanere in montagna, oggi altro che l'Emilia, oggi ad ogni piè sospinto saremmo preoccupati a valle, e quindi nella cinta cittadina, perché non avremmo nessuno in montagna che terrà bene il paesaggio, il territorio, e quindi ci terrà in sicurezza. Quindi vedete, bisogna capire poi nella bilancia cos'è che perdiamo e cos'è che guadagniamo, e fare una discussione sterile, cioè ideologica, di dire ma consumeremo meno. Ma non è vero che consumeremo meno, vedete, noi abbiamo bisogno di produrre di più invece, perché l'abbattimento della CO2 e la fissazione dei gas. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Sì, perché ecco, chiudo dicendo appunto va fatta una riflessione molto più ponderata, e su questo non si può pensare che l'agricoltura e la zootecnia in questo caso sia il male assoluto. Vede, io non ho parlato ad esempio di difesa dei prodotti, delle tradizioni, quelle cose, perché è un plus, è un in più. È chiaro che noi oggi abbiamo dei prodotti che sono base della dieta mediterranea, per la quale viene gestito il consumo, l'utilizzo, non il prodotto, e quindi lì ci sono altri elementi che introduco. Ho fatto un ragionamento molto più ampio per far capire al nostro cittadino, al nostro consumatore, che non è attraverso lo spostamento da un verso all'altro che si risolvono i problemi. I problemi vanno risolti scientificamente, occorre attraverso il principio di precauzione sapere cosa creerà questo tipo di cibo, perché io lo chiamo cibo, non lo posso chiamare carne, lo chiamo cibo, alimento non ancora da definire. Quindi io mi fermo, diciamo, qui intanto per i ragionamenti, poi se volete... Certo. Ecco, lei ha detto lo chiamo cibo, ma c'è stato già un provvedimento, qualcosa che è venuto fuori relativamente proprio alla denominazione, che non si deve chiamare carne ma in altro modo, in modo da non ingenerare confusione nel consumatore, oppure no? Ho letto anche un messaggio, ho letto che questa carne sintetica costerebbe anche di più di quella tradizionale. Se è vero, allora siamo impazziti. Prego, Presidente.
Ma è chiaro che oggi sì, costa di più, ma perché voglio dire, il percorso di produzione è un percorso altamente innovativo e scientifico, quindi paradossalmente quando si dice che questa carne sarà la carne che darà da mangiare ai poveri, è esattamente il contrario, questa carne sarà una carne che probabilmente, un alimento, così usiamo un termine preciso, di cellule coltivate in laboratorio, che probabilmente qualcuno, qualche tasca ricca potrà permettersi. Per dar da mangiare ai poveri noi dobbiamo agire sugli sprechi, sull'utilizzo sicuramente delle risorse, dobbiamo riuscire a portare agricoltura dove oggi non c'è, e quindi attraverso, ad esempio, se pensi ai paesi africani dove manca l'acqua, attraverso ad esempio l'aridocoltura, cioè pensiamo che Israele, che non ha acqua, è uno dei paesi leader al mondo per quanto riguarda le produzioni ortofrutticole e vegetali, quindi vedete c'è anche un elemento alternativo per poter rendere il mondo migliore, e su questo ci agricoltori italiani si sta spendendo da anni per quanto riguarda un concetto di sostenibilità all'interno dell'agricoltura. Tornando alla sua domanda, sì, c'è una discussione aperta, politica, normativa, anche in sede europea, perché lo abbiamo visto soprattutto su quella che era l'utilizzo di prodotti vegetali per riprodurre i famosi hamburger vegetali, sì, che questa è cosa diversa logicamente dalla carne, dal cibo sintetico, perché riguarda la composizione di un prodotto denominato hamburger, denominato impropriamente hamburger di fatti, perché l'hamburger viene classificato e denominato rispetto a quella che è una polpetta schiacciata, chiamiamola così, di carne, della quale poi noi abbiamo raggiunto nel lessico comune la denominazione di hamburger. Quindi ci sono delle discussioni normative rispetto al fatto di non creare distorsioni sul mercato e a non creare, come posso dire, una sorta di concorrenza sleale quando io produco un prodotto denominato hamburger e lo produco ad esempio attraverso la soia, che è legittimo, voglio dire, totalmente regolare, tra l'altro risponde anche ai criteri di sanità e salubrità e molti consumatori ne fruiscono, però è chiaro che va fatta chiarezza sull'ambito normativo e soprattutto sull'ambito dell'etichettatura. Assolutamente, un altro messaggio, stiamo imparando a spese nostre, sulla nostra salute, che tutte le verità che hanno tentato di farci passare per il futuro e ecologiche sono verità al contrario. A questo riguardo vorrei sottolineare con lei, Presidente, che l'avete estrapolato voi da un report di Nomisma. Il mercato mondiale, lo diceva anche lei prima, di carne sintetica ha già registrato investimenti, mercato mondiale, da capogiro pari a 1,3 miliardi di euro, con crescita esponenziale anche di start-up. Quando parliamo di investimenti di colossi dell'industria, di movimenti di questo genere, quindi vuol dire che si è scoperto un nuovo business. Per carità, all'inizio sarà più cara, poi magari invece sarà molto meno cara e verrà piazzata proprio come diciamo cibo, non dico cibo di secondo livello. Non si rischia di fare una battaglia contro i mulini a vento, perché ormai tutto è deciso, tutto è stato stabilito, parte un business di caratura mondiale contro dei colossi, e quando parliamo di questo sappiamo che tutto diventa non più fattibile. Ma guardi, se volessimo fare un paragone dovremmo parlare dello stesso paragone per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo una grande fortuna, che tutto quanto poi è il consumatore che lo decide, e allora tutto quello che abbiamo riassunto fino a qua, tutto quell'aspetto emozionale, io dico anche quell'aspetto etico, entra sicuramente un aspetto sociale etico, poi saranno quei deterrenti che faranno scegliere sicuramente ad alcuni consumatori di approdare a quello che è la carne sintetica piuttosto che quelli di mantenere quello che è il percorso tradizionale. A noi cosa aspetta? A noi aspetta l'onere di rendere sempre più, di formare innanzitutto i nostri agricoltori, di portarli su livelli di sostenibilità che oggi attraverso la ricerca, attraverso l'innovazione tecnologica possiamo arrivarci, dico anche attraverso le risorse, perché non dimentichiamoci che i nostri agricoltori sono sempre, voglio dire, sul filo del rasoio per quanto riguarda i prezzi, per quanto riguarda la redditività, e quindi è chiaro che in un contesto generale noi non dobbiamo fare le battaglie con il mulino a vento, ma dobbiamo fare meglio ciò che stiamo già facendo. E vedrà che poi il fatto di poter usufruire di un meraviglioso territorio, come possono essere le nostre campagne, le colline, di un ecosistema che sta in armonia e quindi che dà che prende ma allo stesso tempo restituisce all'ambiente,
nella direzione di una transizione green ecologica nella quale noi l'abbiamo abbracciata. Vede, c'è questa nomea nel dire che l'agricoltura è contro la transizione ecologica. Non è vero, noi la transizione ecologica è 20 anni che abbiamo cominciato a farla attraverso il risparmio idrico, attraverso il contenimento degli input nei nostri campi piuttosto che nei nostri allevamenti, attraverso ad esempio il benessere animale. È chiaro che dobbiamo fare quel passettino in più e quindi io credo che vada percorsa quella strada che dà poi tutta una serie di risvolti ecosistemici che permettono poi al cittadino e all'uomo stesso. L'uomo è un essere emozionale, è un essere di relazione, non possiamo pensare di relegarlo all'interno di quello che è la visione di tutti i bioreattori che vengono costituiti e quindi abbandonare quello che è il percorso dell'agricoltura e ciò per cui l'agricoltura dà nel sistema generale. Certo, la interrompo, poi torniamo anche su questi altri temi, faremo anche un po' un punto dell'annata agraria in generale, visto che siamo in chiusura di anno, però andiamo in pubblicità prima, per cui restate con noi e anche suggerimenti in virtù della presenza della Presidente di Donne in Campo per dei presenti, dei regali simpatici per il Natale e soprattutto sani e genuini. A tra poco.